Trovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire le notizie dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo da Trieste, siglato un importante accordo di partenariato pubblico-privato tra il comune di Trieste e Siriam Veolia, operatore leader in Italia nei servizi di efficienza energetica, per supportare il comune verso gli obiettivi di decarbonizzazione europei che richiedono di ridurre le emissioni di CO2 e raggiungere anche il net zero entro il 2050. Un approfondimento sul progetto in questo servizio con Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, Everest Bertoli, assessore comunale alle politiche finanziarie, Emanuela Trentina, amministratore delegato Siriam Veolia, e Giorgio Golinelli, amministratore delegato HSE Era Servizio Energia SPA. Oggi è una giornata veramente molto importante per la città, per insieme con la Siriam continueremo a investire. Vedete, a suo tempo abbiamo messo il termovalorizzatore, uno dei più importanti d'Europa, il depuratore, uno dei più importanti d'Europa. Oggi abbiamo fatto un discorso di economia per quanto riguarda il riscaldamento, il raffreddamento, tutto quanto, una cosa molto importante, con un investimento straordinario e con un risparmio straordinario da parte del Comune di Trieste di quasi 500.000 euro all'anno, per cui è una cosa veramente molto importante. Verrà posizionato qua sotto in Piazza Unità il nostro InfoPoint per aggiornare in tempo reale tutti gli interventi, quando partiranno e quando verranno conclusi, perché il fatto che noi vogliamo, non è importante solo il fatto che noi vogliamo realizzare questi interventi, ma li vogliamo anche realizzare e concludere nei tempi previsti. Per noi è molto importante lavorare negli edifici in cui faremo riduzione di consumi e produzione di energia da fonti rinnovabili, tutto in logica di decarbonizzazione, di un contributo importante alla decarbonizzazione della città di Trieste. Allora, per Siriam Veolia questo progetto è un progetto importante per una città che dà lustro allo stivale e che soprattutto per noi rappresenta un punto di innovazione. Infatti non solo per il numero di edifici coinvolti, che sono più di 250 edifici, in parte a uso scolastico, ma anche edifici della municipalità. Viaggio inaugurale invece per il nuovo treno blues regionale di Trenitalia, che entrerà in servizio sulla linea Sacile-Maniago, un treno ibrido a tripla alimentazione che andrà a sostituire progressivamente gli attuali Minuetto sull'intera rete regionale per migliorare l'offerta di servizi a favore anche dei pendolari. Ne parliamo proprio sul treno insieme a Massimiliano Federica, governatore del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio, e Maria Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia. Sì, è un investimenti che abbiamo fatto con l'accordo siglato ancora qualche tempo fa con Trenitalia, e devo dire che stiamo riammodernando. Entro il 2025 sarà riammodernato gran parte dei mezzi che trasportano i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Stiamo di fronte a dei treni moderni, dei treni che hanno una drastica riduzione dell'impatto ambientale, e dei treni con un comfort elevato, proprio per dare una risposta ai pendolari e alle persone che utilizzano spesso il treno. Quindi lo spostarsi, la mobilità è sempre più utile, più comoda e più veloce. E oltretutto ne parlavo proprio con la direttrice del Friuli Venezia Giulia per Trenitalia, mi diceva il grado di soddisfazione degli utenti dei treni in regione, che è al 97%, una puntualità del 93% della nostra mobilità su ferro per il trasporto di persone, che quindi ci mette sicuramente tra le prime posizioni a livello nazionale, se non la prima. Il secondo treno blues, che deriva dal contratto di servizio tra la Regione e Trenitalia, oggi viene inaugurato con una corsa sulla linea, appunto Trieste-Portogruaro in questo caso, e poi ha la possibilità in stazione, laddove non c'è appunto l'elettricità, di utilizzare le batterie, perché è un treno ibrido, e quindi consentire la possibilità di non inquinare, soprattutto quando è fermo in stazione. È un treno che può viaggiare sia a trazione elettrica, a diesel e anche a batteria. È il primo treno che ha queste tre tipologie di trazione, anche la batteria, che è quella che consente di poter entrare nelle stazioni senza usare né l'elettricità né il diesel, quindi con zero rumore, emissioni di anidride carbonica al di sotto di quelli standard che abbiamo visto, e soprattutto anche un treno costruito tutto con materiale riciclabile al 99%. Chiudiamo ancora con la Carta di Lorenzo, una piattaforma nazionale per la sicurezza sul lavoro. Scrive Federica anche sulle sue pagine social: tragedie come quella di Lorenzo Parelli, che ha perso la vita lo scorso gennaio a soli 18 anni durante uno stage aziendale, hanno imposto una riflessione su come implementare e migliorare il modello scuola-azienda per garantire la sicurezza della più importante risorsa che abbiamo, i nostri giovani.
La Carta di Lorenzo, fortemente voluta e redatta dal Friuli Venezia Giulia, è già stata sottoscritta tra gli altri dalle regioni Veneto e Marche, dalle commissioni istruzione e lavoro della Conferenza delle Regioni e dal ministro dell'istruzione Valditara. Ma c'è ancora molto da fare. Siamo certi però, continua Federica, che la condivisione degli obiettivi sanciti da questo documento e le tante iniziative messe in campo favoriranno la diffusione della cultura della sicurezza, fondamentale affinché non si ripetano più eventi drammatici che finiscono per devastare famiglie e comunità. Servono certamente buone leggi, l'impegno di ciascuno di noi, ma è decisivo che istituzioni, imprese, enti di formazione e famiglie facciano squadra per invertire la rotta. Il salto di qualità sarà fatto quando nella quotidianità tutti avranno costantemente presente che la sicurezza deve essere alla base di ogni nostra attività. E con questa notizia si chiude anche il nostro appuntamento con Info FVG. Continuate a seguirci qui su Radio.0 per tutti gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia.